Si svolgerà domani la prima udienza in Corte di Assise sul sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo scrive in una nota il presidente della Camera Roberto Fico, affermando: «Se ci voltiamo indietro negli anni e pensiamo alla fatica enorme che ci è voluta per arrivare fin qui, per ricostruire una trama nonostante depistaggi e resistenze di ogni tipo da parte dell'Egitto, comprendiamo quanto importante e carica di significato sia la giornata di domani. Voglio inviare un abbraccio a Paola De Fendi e Claudio Regeni per la loro tenacia e la loro umanità. Restiamo tutti uniti, istituzioni e comunità, per la ricerca di questa verità». Alla vigilia dell'apertura del processo continua il silenzio sul caso osservato dai media egiziani, che hanno preferito glissare sulle informazioni dando pochissimo risalto alla questione. La tesi degli egiziani, radicalmente diversa dalla tesi del governo, era che Regeni fu soltanto monitorato e non rapito e tantomeno ucciso dai servizi segreti egiziani. I giudici italiani dovranno valutare se la sottrazione degli imputati dal procedimento è stata volontaria. In tal senso il processo potrà andare avanti con i 4 in contumacia, altrimenti i giudici potrebbero chiedere una sospensione del procedimento. Nei confronti degli imputati la Procura di Roma contesta i reati di sequestro di persona pluriaggravato ed il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Continueremo a seguire la vicenda con attenzione e interesse per la rilevanza del caso nazionale ed internazionale che ha assunto.